Buon pomeriggio amici di Sportisili, un saluto da Marco Genduso qui per commentarvi la sfida tra Palermo Futsal Club e No Camp Capaci Valevole per la quarta giornata della Coppa Trinacre, girone A di questa meravigliosa competizione. Partiamo subito forse dal dato statistico. Sapete che noi siamo tanto amanti di numeri, gol fatti, gol subiti, precedenti, e proprio sui precedenti vogliamo iniziare questa presentazione di match perché il No Camp Capaci è l'unica squadra in questa stagione ad aver battuto la formazione di mister Natale Gentile, risultato di 1-3, una gara neanche tanto lontana perché stiamo parlando di una sfida che è stata realizzata soltanto 3 settimane fa, dunque veramente poco tempo fa. Sono pochi i fattori che saranno cambiati da quel match, però due si chiamano soprattutto e portano il nome di Anthony Nobilitteri e Gianluca Perdichezzi, che potrebbero oggi partire dal primo. Chissà, sicuramente il dualismo tra Perdichezzi da un lato e Cali dall'altro è probabilmente il dubbio che mister Gentile questa settimana avrà avuto, forse magari non dormendo nemmeno la notte per questo dualismo tra questi due grandi portieri. Bilitteri invece è già entrato nelle rotazioni, ricordiamo un ruolo, quello di esterno, con giocatori come Francesco Catania, come Luca Vivarelli, come Alisu Gioni, che hanno fatto molto bene, senza chiaramente tralasciare Alessio Leto, Nini Scozzari o anche ad esempio Chinnici, che a volte ha anche giocato su quel ruolo, però preferendo sempre il punto centrale del campo. Nel frattempo le squadre sono già davanti l'ingresso di gioco, con il direttore di gara che sta indicando anche al No Camp Capaci di arrivare lì, e poi i due capitani, Ferrugia da un lato, Vito La Fiora dall'altro. La Fiora che vede un momento strabiliante, 2 gol contro Latovo Networks. Nel frattempo arriva anche il pubblico rosanero, sempre vicino alla squadra. Vediamo Michele Morana, portiere oggi non convocato, infatti la scelta è ricaduta, come dicevamo, su Gianluca Perdichizzi e Giuseppe Cali. Intanto il direttore di gara sta indicando il centrocampo e dunque le formazioni prendono posizione lì nella zona mediana del campo per poi finalmente iniziare questi 60 minuti di gioco. Presente poi come sempre il direttore commerciale Filippo Alari, oggi in compagnia proprio di Michele Morana. Poi vediamo anche il presidente Gabriele Pazzaia e anche dei volti del mondo del calcio a 5. Presente anche Vincenzo Rizzuto del Palermo Calcio a 5, C1 come categoria chiaramente, ad assistere probabilmente alla partita degli amici del Palermo Futsal Club. Intanto Ferrugia e La Fiora a colloco con il direttore di gara. Vediamo chi partirà dal primo, col primo pallone chiaramente inteso. Sicuramente dal primo partirà invece l'estremo difensore, ovvero Ziletti, Luigi Ziletti, lui che è stato un grandissimo protagonista del match di ritorno di campionato, vittoria appunto del No Camp Capaci, risultato di 1-3 con una prestazione sublime, tante parate, ma anche e soprattutto un gol, quello che ha chiuso la partita sul 3-1, anche un rigore parato in realtà, giusto per dare un po' tutti i dati, la completezza degli stessi. Nel frattempo oggi il tecnico dovrebbe essere Andrea Lascari, il barone detto, perché non vediamo al momento Carmelo Ponzina, invece è sempre squalificato mister Gentile. Vediamo le scelte su chi ricadranno. Sicuramente, come ho già detto, il dualismo è tra Perdichizzi e Cali tra i pali, poi centrale probabilmente i dubbi sono pochissimi, con Lorenzo Chinnici al centro, lì davanti Vito La Fiura, però bisogna capire anche gli esterni, perché adesso Billitteri, Catania, Sujon, Vivarelli, tutti stanno chiedendo la maglia da titolare. Noi proviamo a ipotizzare con Catania e Sujon, vediamo se indoviniamo. E quindi dal primo minuto va Gianluca Perdichizzi, che fa quindi il suo esordio in maglia rosanero. Lui che ha vissuto una carriera gloriosa, maglia del Real Termini, città di Palermo ad esempio, per citarne qualcuna. Adesso invece con i rosanero del Palermo Futsal Club un trasferimento arrivato praticamente nelle ultimissime ore di mercato. E che acquisto, quello del presidente Pazzaia, con un assoluto colpo di mercato. Dunque si inizia con Perdichizzi, Chinnici, Catania, La Fiora e Sujon. Lì davanti invece vediamo Graziano per il No Camp Capaci, poi a completare abbiamo Andrea Giambona, Guido Giambona e poi infine Fabio Lombardo con in porta Luigi Ziletti. Vi mostriamo anche nel nostro tabellino. Inizia anche la sfida con il primo possesso palla per il No Camp Capaci, che batte con i due fratelli Giambona che se la gestiscono lì vicino. Adesso Lombardo, sempre Giambona,
Queste due squadre si sono affrontate anche in realtà ad inizio di stagione. Si trattava infatti della prima stagionale di entrambe le squadre, con vittoria per il Palermo Futsal Club sotto i 2-5, 2 volte la Fiura in gol, poi su John, Vitiello e infine Lopez per il gol finale. Dall'altra parte invece doppietta convincente di Ferruggia, che è anche il capitano di questa squadra, che oggi però parte fuori. Su John, Chinnici, le finte su Graziano, lo salta molto bene sul destro, si appoggia verso su John, scivolata di Lombardo, giocatore che è abituato a fare tante scivolate nella gara di campionato, ricordiamo infatti tanti interventi da lui. Su John, riesce a passare 2 volte, su John, apre per Catania! Ed ecco il primo gol per Francesco Catania, esultanza qua sotto probabilmente, e infatti lo vediamo Francesco Catania esultare, ed è 1-0 però, che magia di Sujon! Ed è 1-0 il risultato dunque per il Palermo Futsal Club, che la sblocca immediatamente. Non ha sbagliato Francesco Catania. Adesso vi raccontiamo anche un piccolo retroscena. Con Catania è stato anche preannunciato un suo gol ed effettivamente il risultato è stata proprio sotto la telecamera, indicando la nostra postazione. E dunque 1-0, il piccolo retroscena anche raccontato. Chinnici cerca il tocco con il braccio, Graziano la tocca e dunque calcio di punizione. Sbaglia qui Chinnici, Lombardo capisce tutto, poi su John col fisico riesce a passare, Lombardo mette in mezzo per Graziano, si salva qui il Palermo Futsal Club, un rischio. Su John ha perso il contrasto fisico. Chinnici su John, scarica sempre sulle 10 il cervello di questa squadra, poi imbucata ancora per Catania, Ziletti in anticipo, non ha potuto fare veramente nulla sul gol di Catania. Sei l'ultimo, c'è questo, Giambona, poi palla dietro, Ziletti mette tutti d'accordo, prende lui il possesso, adesso scarica sul Lombardo, Catania esce sulla pressione, la tocca, la intercetta, la Fiura, guarda i compagni, non vuole rischiare nulla, infatti torna da su John, adesso c'è Chinnici, la Fiura sempre su John, è lui l'uomo più difensivo adesso, scarica su Catania, sbaglia però tutto Giambona, Graziano per Di Chizzi e poi si divora questo gol Graziano, però che rischio ancora per Rosanero, si riparte a 1000 con su John che allarga per nessuno, però si aspettava forse l'inserimento di Catania, non l'ha seguito questa volta, però azione per il pari per il nuovo Camp Capace, età veramente vicinissima al gol. Giambona, si inizia a sentire anche la voce di Gianluca Perdichisi, dato su John, impressione sul Lombardo, un ottimo inizio per su John. È un Palermo Futsal che sicuramente ha veramente tanto da recuperare per la scorsa partita proprio contro il nuovo Camp Capace, una sconfitta, la prima stagionale. La mentalità sembra veramente diversa, scambio tra la Fiura e Catania, Ziletti esce molto bene in anticipo, poi Giambona scambia con il fratello gemello, sempre Giambona, adesso Graziano, si cerca un po' anche la sua tecnica, Giambona va dal fratello, palla che viene però lisciata, era proprio un po' imbucata quella di Giambona, non è stato chiuso però né dalla Fiura lì davanti, nemmeno sull'esterno. La Fiura, controllo perfetto con la suola, Catania vuole imbucare il compagno, Graziano ancora Catania a rubare il pallone, la Fiura, Catania ha iniziato benissimo con questa prestazione, poi Ziletti blocca e va subito in avanti, la Fiora di testa si sostituisce addirittura a Lorenzo Chinnici, Lombardo doppio passo, poi scarica, Giambona carica il destro e calcia, palla fuori. Per Di Chizzi, aiuta per la Fiura, l'anticipo di Giambona pulito, poi Catania rischiando un po' con questa gamba un po' alta, poi sempre Catania decide di tornare dietro da su John, adesso c'è l'inserimento sempre del 20 e invece su John si ferma e serve Lorenzo Chinnici, finta, va sul destro, è molto veloce come sempre, poi chiude invece Giambona, sarà
rimessa con Perdichizzi che chiama vicino a lui Catania, poi decide invece di andare lontano dalla Fiori, testa la sponda su John Chinnici, ottima giocata, poi palla sul secondo palo e Ziletti la toglie dai piedi di La Fiora, ma questa è una grande giocata con il rinvio lungo di Perdichizzi, sponda di testa di La Fiora, poi su John ha aperto per Chinnici, palla imbocata, Ziletti però ha messo la mano della prima parata importante del suo match. Su John, schema, non riuscito, Lombardo anticipa La Fiora, poi scarica su Graziano, c'è sempre l'inserimento dell'11 che se no alza la testa, però scarica su Giambona che va dal fratello, Giambona può puntare La Fiora con la sola, lo salta Giambona, rientra, salta anche su John, Giambona ancora, calcia! La palla termina fuori, ma che rischio, forse un po' troppa libertà data al 18 che è rientrato con estrema facilità. Perdichizzi, solito rilancio lungo. E questo già è un cambiamento per Rosanero, perché solitamente con Calì si tentava, anzi si scaricava la palla bassa per ripartire dalla difesa, invece con Perdichizzi si vede un rilancio subito offensivo. Quindi c'è un cambiamento già tra i due portieri, una differenza abbastanza importante. Graziano sporca per Lombardo, poi Chinnici che si vede anche un calcio di punizione. Poi Giambona un po' in disaccordo con il compagno, forse si è fermato, intanto si è fatto male Lorenzo Chinnici, però tutto ok adesso, sta toccando la tibia al momento il mancino numero 10, intanto l'ingresso in campo anche di Diego Alario per consegnare tabellone per quanto concerne i falli, poi torna invece al servizio d'ordine. Chinnici, Perdichizzi, rilancio lungo per Catania, qui si aggancia con Graziano, ma tutto ok. Giambona, c'è largo Lombardo, non lo serve, va da Graziano, autore del gol del 2-0 nella gara di campionato, poi prova a calciare, Perdichizzi è molto attento invece su John. Chinnici, Catania va verso l'interno molto bene, poi allarga su John, buona qui la sua uscita, palla al piede su John, imbucata per La Fiora, Ziletti in anticipo, Giambona cambia lato per Graziano, Perdichizzi addirittura con il petto ad uscire, adesso La Fiora si ferma, è un 4 contro 1 su John. Sempre Catania va bene verso l'interno, sta crescendo il numero 20, poi La Fiora, Chinnici largo per su John, finta anche da parte sua, non abbocca Lombardo, poi Chinnici, Catania 1-2 con Chinnici, Graziano chiude in anticipo, Lombardo di testa, La Fiora commette fallo, non lo stava nemmeno guardando, però ha allungato il piede e dunque calcio di punizione. Nel frattempo si riscalda Luca Vivarelli, potrà essere lui la prossima pedina, si riscalda anche Gennaro, i due indiziati al momento a uscire potrebbero essere La Fiora e Catania, vediamo se indoviniamo anche questa volta. C'è stato un nuovo ingresso con Pelaez al posto di Graziano. Pelaez vuole il dribbling su John, una bocca da terra, poi si continua, Lombardo calcia verso la porta, Chinnici respinge con il piede, palla in rimessa laterale. Giambona per Pelaez, anticipa La Fiora, poi non crede nella sua velocità e dei fatti palla che termina in out. Giambona, imbucata classica per il fratello che lo riguarda, l'anticipo, sponda Pelaez, Lombardo sbaglia l'aggancio, poi Chinnici mette tutti d'accordo con il suo solito sinistro, manda a spasso Lombardo, poi rilancia sulla Fiora, palla troppo profondo e dunque possesso per il no campo. Tanto dentro Vivarelli, fuori Ciccio Catania. Primo cambio dunque per mister Lascari oggi. Giambona, Lombardo, il contatto di su John che commette fallo. E calcio di punizione, fallo di su John.
del calcio di poi, tanto Chinnici cerca di difendere invece su John, dicendo al suo avversario che anche lui in precedenza aveva preso un calcio, ma sarà quindi calcio di punizione con Giambona sul punto di battuta. Perdichizzi sta sistemando la barriera, dicendo alla Fiora di staccarsi. C'è largo Lombardo che potrebbe ricevere il passaggio, vediamo. Giambona, schema per Lombardo che calcia e Perdichizzi la leva dall'angolino. Che parata ancora del nuovo portiere rosanero. Palla in mezzo, Lombardo sponda, poi Vivarelli tocca il primo pallone della sua partita e contravede Vivarelli ancora, allarga con il sinistro verso la Fiera, guarda la porta, la Fiera calcia, Ziletti mette il piede e mette soprattutto in rimessa laterale. La Fiura, Chinnici, sempre Vito La Fiura, si torna da Sujon che guarda il compagno, Vivarelli, buono l'aggancio, prova a rientrare, Giambona una bocca, poi vuole anche la rimessa, è stata concessa al calciatore in maglia azzurra. Intanto nuovo cambio, dentro Gennaro, fuori La Fiora. Pelaez insegue il pallone La Fiura, si torna ancora dietro, sempre Giambona, l'inserimento palla lunga, di testa Pelaez la tocca però senza controllare. Intanto ecco il cambio, dentro Gennaro, fuori Vito La Fiura. Gennaro di prima, palla geniale per Chinnici, sul secondo pallone arrivo di Gennaro, calcio in porta! Lorenzo Chinnici questa volta vuole calciare, non vuole trovare l'ennesimo assist e fa benissimo perché 2-0 il risultato. Qui la grande palla tra Lorenzo Chinnici e Gennaro, poi l'abbraccio con Lorenzo Lopez e Catania e 2-0 il risultato. Diego. Palla al centro, Pelaez lotta sempre Chinnici, poi arriva lì per Giambona e Perdichizzi mette anche lui il piede e salva tutto. Vivarelli intanto centrale, palla rischiosa ma ben riuscita, Gennaro con Lombardo, però si continua per il titolo di gara. Qualche dubbio forse. Lombardo adesso punta Gennaro, lo salta ma non su John, poi Giambona. Calma, aspettalo bassa, aspettalo qua. Palla lunga per Lombardo, Perdichizzi è andato molto in alto, quasi un ruolo da libero per Perdichizzi. Perdichizzi per su John, adesso Vivarelli. Chinnici. Per Lorenzo Chinnici questo è il sesto gol in campionato, anzi no, 5 in campionato, 3 in Coppa, oggi chiaramente siamo in Coppa. Dai, meglio. Dunque ottavo in stagione per Lorenzo Chinnici, che però ha anche realizzato ben 19 assist. Tutto questo all'interno di 14 partite. Poi Vivarelli ancora, poca c'è Vivarelli, Lombardo, la palla rimane ancora lì e non trova il tris il Palermo Futsal con un'occasionissima tra i piedi di Luca Vivarelli. Nel frattempo si alza la panchina anche Alessio Leto. Giambona, Lombardo cercava visibilmente un fallo anche con un pizzico di astuzia. Qui il numero 11 si è messo davanti con il corpo, non l'ha trovato però. Giambona rischia tanto con su John, poi ancora palla dietro, sempre Giambona. Lombardo scarica su Giambona, palla di ritorno, Lombardo lo travolge Perdichizzi, però intervento mette la palla in rimessa dal fondo. C'ha la finta, vedi che succede con la finta. Chinnici Avvicina, torna! su John, palla lunghissima per Gennaro, aggancio da urlo con il petto, poi la controlla Giambona, la vuole fermare, poi la palla che passa, Chinnici la tocca con la punta, poi su John prende controtempo ma poi Pelaez riesce a recuperare la sfera, Pelaez rientra e Vivarelli riesce a rubare il pallone con l'aiuto sempre di su John. È un 3 contro 3. Vivarelli, cioè su John è dietro, perde forse qualche tempo di gioco il 7, su John, la carezza, su John cerca il secondo palo per Gennaro che fa tutto lo spazio per poter calciare in porta su John, non l'ha cercato però. Passi Gennaro!
Tanto dentro Ferruggia, fuori Poi viene al campo. Lombardo. Palla centrale, intanto sta per entrare anche Alessio Leto. Non lo fai ragionare, adesso c'è un poco. Pelaez vuole girarsi con il sinistro, lo tallona però Chinnici. Quello fuori! Non ti girare. Giambona la tocca a Gennaro, si riparte con su John, è un 2 contro 2, palla a sinistra, Gennaro rientra, può calciare Gennaro e poi Ferruggia super a negare il tris ai rosaneri. Ferruggia può rientrare, calcia con Perdichizzi che aveva comunque controllato con lo sguardo questo pallone. Vivarelli. Leto, palla di ritorno, tanto è entrato Leto al posto di Sujon. Palla centrale, Chinnici, il rimpallo di Giambona. Perdichizzi invece fa benissimo incontro. Chinnici, Gennaro, palla ancora in mezzo per Chinnici, palla che non riesce ad arrivare sui piedi del 10, ma si stanno cercando veramente tanto questi due oggi. Pelaez, intanto Giambona chiede forse il cambio, c'è qualche problema per lui. Vai. Gennaro ruba il tempo, Gennaro con la sola va giù, lo atterra Giambona, calcio di punizione, Gennaro vuole battere rapidamente per Leto che accarezza, Leto calcio di prima e sbaglia tutto, ma grande occasione ancora. Vabbè, dai, Palla però. dentro, Chinnici. Finta. Va da Vivarelli che rientra bene, sterzata, poi capisci tutto Ferruggia, si autolancia. Adesso va da Giambona che può puntare la divisa sguarnita. Giambona rientra benissimo, Pelaez, palla ancora al centro. Questo time out per i rosaneri. Risultato di 2-0, sono passati 18 minuti di gioco, adesso cerchiamo di ristabilire anche il cronometro, sto che piccolo problema tecnico. Ci lascio gli spazi, specialmente quando finiscono le azioni. Gianlu, prendi subito la palla al volo, la transizione deve Partita essere velocissima. molto vivace al momento. Dovete partire, i laterali dovete partire subito. Si è tornato anche il cronometro, dunque l'avevamo promesso, sto che piccolo problema tecnico. Mister Gentile colloquia con i suoi ragazzi. Nel frattempo il suo è sempre di 2-0, partita molto bella con i due gol. Catania prima, Chinnici dopo. Questo è il risultato. Si torna in campo intanto, minuto 19 di gioco, 2-0 il risultato e si torna con Perdichizzi con il pallone tra le braccia. Però forse la rimessa laterale. Leto ha avuto una chance importante, poteva calciare sicuramente di prima, ha cercato invece l'aggancio sull'ennesimo grande lavoro di Gennaro. Chinnici, Leto, spalla alla porta, palla di ritorno, non era una brutta idea però Chinnici si era fermato, non aveva seguito il compagno, Pelaez, poi Catania rientra ed è rientrato invece al posto di Luca Vivarelli. Ferruggia, salta Catania che lo butta giù invece, intervento irregolare sull'entrato Antonino Ennusa. Intervento falloso da parte di Catania. Nel frattempo si riscalda anche Lorenzo Lopez e chissà che non sia lui il prossimo ad entrare, forse al posto di uno tra Catania e Leto con Chinnici laterale, ma è uno schema che abbiamo visto più volte. Ricontrolla la Gianluca, è molto laterale. Ok, bravo. Ma Pelaez sul punto di battuta. Sul 5 raga, il 5 raga. Guarda la porta, schema, Ferruggia cerca invece un cross, Inusa invece chiedeva un pallone rasoterra, non è stato servito.
basso, sta in 3, Ciccio. Sarà dunque rimessa tra le battute rapidamente con Leto e Chinnici. Palla imbucata, Gennaro. Porrintale, calcia! E poi Ziletti! Aveva sotto l'incrocio, stava per combinare una giocata impressionante Gennaro, non ci è riuscito. Catania, l'anticipo, poi le manelli, Ferrugia, lotta con Leto con il fisico, Chinnici, gira il pallone adesso. Gennaro, Chinnici, Catania. Rientra sempre sull'interno Ciccio Catania, sponda su Gennaro che si gira, vola il destro, si appoggia anche lui, Leto, Chinnici, adesso è un momento favorevole per i ragazzi di Mister Gentile, Leto vuole il secondo palo, tocca Giambona, poi Pelaez, sempre Giambona, che dopo l'uscita del fratello si è schieto lui come centrale, lotta con Gennaro che da dietro gli ruba il pallone. Poi sterzata, cambia tutto col sinistro, Chinnici, c'è Catania vicino a lui, d'esterno per Gennaro, l'anticipo di Giambona, però si cercano tantissimo i ragazzi rosanero. C'è veramente tanto gioco di squadra oggi è in campo, minuto 22, mancano 8 minuti di gioco al termine del primo tempo, della prima frazione di gioco. Ricordiamo nel frattempo come entrambe le squadre siano al primo e secondo posto Alessio, di un questa passo indietro, Alessio! Coppa Trinacria, girone A chiaramente, prima fase. Catania per Gennaro, calcia fuori, da fuori, deviazione di Chinnici e rimessa per Ziletti. Per entrambi dunque diciamo 6 punti, 2 vittorie per il Nogam Capaci nelle sfide contro il Club 83 e contro il Real Termini, invece i rosaneri hanno vinto contro il Real Termini e poi nella sfida contro l'Atomo. Catania rientra Gennaro, palla di ritorno ancora Catania, la carezza sempre Gennaro, palla ancora in mezzo, Ferrugia, poi Gennaro e la palla è passata con la punta, con potenza, esultanza come sempre verso la telecamera ed è 3-0 Palermo Futsal Club, anche Gennaro in gol. Nel frattempo il cambio dentro Lopez, fuori Leto, dunque Chinnici va a laterale, abbiamo effettivamente anche annunciato, era uno schema con Lorenzo Chinnici che va però a destra, non a sinistra, e Catania invece a sinistra, piede invertito per entrambi. Ferrugia, buono qui il suo lavoro, palla di ritorno di Graziano per Di Chizzi e in anticipo e serenamente mette la palla poi tra i piedi di Lopez. Catania per Gennaro, grande lavoro quello di Gabriele Gennaro oggi, è entrato in campo, ha fatto un gol e un assist. Che partita di Gennaro ancora, che regala un grande divisionale, guarda la porta Gennaro suola, col sinistro Ziletti, qui c'è la Chinnici al rimorchio ma anche Catania sul secondo palo, però grande azione ancora di Gennaro. Tanto è pronto a entrare anche Vito La Fiura, manca lui all'appello. Catania scambia con Gennaro ancora, Gennaro, Ziletti, poi ancora Gennaro. E qui aveva tutta la porta davanti, se avesse calciato con l'interno destro probabilmente avrebbe anche trovato il gol, ha cercato la punta, Ziletti super. Rientra in campo quindi il capitano La Fiura, intanto Chinnici non abbocca le finte di Innusa e poi lo spinge in modo regolare, volendo anche la rimessa, ma non è stato accontentato però dal direttore di gara. Intanto Giambona, che è rientrato in campo dopo essere uscito. Graziano, scarica e si inserisce, Innusa, c'è largo Lombardo, non lo serve, va da Giambona, adesso Lombardo che punta la difesa, poi calcio in porta. Lopez però si trova dalle parti di Perdichizzi e ci mette lui la gamba. Giambona, Innusa vuole il dribbling, poi Chinnici non abbocca le finte. Giocatore molto difficile da saltare Lorenzo Chinnici, perché ha una grande velocità ma anche grande tempo. La Fiura con il tacco per Chinnici, una palla che non riesce a passare. Giambona, Graziano si gira su Lopez che però non abbocca anche lui 2 volte, ma è scivolato di Lombardo.
Chinnici allarga, Catania cambia tutto, hanno spazio questi ragazzi del No Camp capaci. Nusa invece intercetta, Giambona si riparte a 1000, Lombardo salta Lopez, poi Graziano sul mancino, può calciare Chinnici 2 volte, mette in calcio d'angolo e adesso possesso No Camp. Graziano Innusa vuole le finte, va verso l'interno, Catania lo falcia. Fallo netto da parte di Catania, Innusa molto bravo qui. Poi forse cambio con Chinnici che potrebbe lasciare il terreno di gioco. Dovrebbe rientrare in campo su John. Però alla prossima interruzione. Al tempo c'è qualche problema per Gennaro, forse qualche intervento precedente chiaramente. Va quindi Innusa sul punto di battuta, vediamo se calcia. Innusa, calcia in porta! Forse una deviazione. Sì, c'è stata di Catania. Calcio d'angolo. Poi va in mezzo per Dichizzi con il petto, la Fiura, c'è largo Chinnici, lo serve adesso Chinnici, perde qualche tempo di gioco, poi serve la Fiura, l'anticipo su Ziletti, non c'è nulla però. Lombardo, punta Catania, vediamo se lo salta, va verso il destro, poi Catania affonda benissimo il tackle, si riparte la Fiura, Lombardo da dietro se la va a riprendere con questa palla, poi imbucata, Graziano, scarica dietro, Innusa, è andato molto bene in partita Innusa, poi Lombardo cerca il dribbling su Catania e poi voleva l'intervento, voleva anche il pallone Catania, ma è stato sanzionato dal direttore di gara, poi perdi che si fa di tre verso la porta per replicare Ziletti della gara di campionato. Fuori intanto Chinnici, dentro su Jean. Innusa. Lombardo scarica dietro, Innusa. Palla poi imbucata, male però, male. Minuto 28 di gioco, 3-0 risultato. Dominio rosanero al momento. Lopez su Jean. Lopez su Jean, la Fiora, aggancio perfetto e sponda annessa per Lopez, scivolata di Nusa perfetta. La Fiora su Jean. La Fiura, Lopez con il tacco prova ad agganciarla, Nusa fa buona guardia, si torna direttamente da Ziletti, pressione altissima intanto di Rosanero, viene saltato la Fiura, poi Graziano per Dichizzi in 2 tempi e fa anche rapidamente su Suggione, ripartono i Rosanero, adesso a 1000 con Suggione, perde qualche tempo di gioco, però fa sistemare anche i suoi. Innusa, Graziano cerca l'imbucata direttamente dalle braccia di Perdichizzi che va lunghissimo, la Fiora aggancio da urlo per il capitano, adesso vede Catania, le finte sul mancino, poi va a rientrare sul destro, poi Innusa una bocca e scarica sul Lombardo, è un 2 contro 2, Lombardo sul sinistro, palla sull'esterno della rete. Vai Billy, subito al volo, si serve subito al volo. Vai, veloce. Dai Anto. Nel frattempo Litteri dovrebbe entrare. Poi su John che va giù, Catania con il tacco, la Fiura, intanto si è rialzato su John però. Vieni un attimo, fai su cambio, vieni un attimo. Dentro Billitteri per questi ultimi 30 secondi, poi qualcosina da recuperare. Aggancia subito molto bene Billitteri. Su John. Palla lunga per la Fiura che prova un aggancio incredibile. Non gli è riuscito per poco. Giambona intanto vede l'inserimento, anzi l'arrivo di la Fiura e torna dietro da Graziano. Giambona. Innusa, si inserisce Graziano, vediamo se va sul destro, fa così, Innusa calcia con la punta. Saranno 2 minuti di recupero dunque che ci separano dal fischio della prima frazione di gioco. Sempre 3-0 il risultato. Billitteri scambia con la Fiura, vediamo se da palla di ritorno, non lo serve, va da Lopez sul secondo palo, intanto Billitteri su John, cambia tutto, ecco Billitteri, vediamo cosa inventa il 4, doppio passo, calcia subito con il destro, si vuole presentare così
Billitteri in questa partita. Giambona, Innusa, può puntare Billitteri, lo fronteggia bene, poi lo porta lontano, Giambona, poi ancora Lombardo, poi Billitteri tocca quel poco che basta per infastidire il compagno, anzi il suo avversario. Graziano, la pressione a 1000 di Sujon, nel secondo passa Graziano, calcio in porta per Di Chizzi. La Fiura, Sujon, Le tocchi e tagli, ragazzi, ci stanno pressando. Bravo, Sugi. ennesima finta di Sujon con Graziano, poi intervento un po' al limite di Nusa, sembrava quasi a forbice, ma si continua. Lombardo e poi per Di Chizzi, perfetto ancora una volta. Il no camp però non muore mai, una squadra che non vuole mollare, lo sta dimostrando anche se il risultato è di 3 reti sotto. Graziano, Centro, Sugi, centro. Giambona vuole la conclusione, la Fiore invece è molto bravo ad arginare il suo tiro, mancano 20 secondi. Sujon è fuori dentro Chinici per gli ultimi 15 di gioco. Giambona, palla imbucata, la tocca la Fiura, sarà rimessa per il no camp, dovrebbe essere, invece no, per il Palermo Futsal Club. È stata una deviazione successiva, probabilmente ci siamo persi questa deviazione. Chinici va a lungo per la Fiura, la controlla, però va bene così, vince il primo tempo, risultato di 3-0 per il Palermo Futsal Club, una gara bellissima al momento. Noi intanto come sempre vi salutiamo, ma solo per qualche istante, perché sempre qui su Canali Sportissimi il secondo tempo. A dopo. Se la Noia qualche ora fa ha vinto Sanremo, sicuramente non può avere la meglio tra due squadre che cercano l'una di congelare la salvezza e l'altra provare a conquistarla in questo finale di stagione. Amici di Sportissimi, buon pomeriggio da Francesco Camuca, ben trovati allo stadio Giovanni Aloisio di Misilmeri per la sfida tra Don Carlo Misilmeri e Accademia Trapani, 21esima giornata del campionato di eccellenza Girone A. Lo scambio con Iannazzo, poi Nolfo, palla lanciata ancora per Nolfo che si presenta in area, Nolfo al contatto, calcio di rigore. Comunque si presenta dal dischetto Secum contro Zummo, fischia l'arbitro, la rincorsa di Secum, Zummo, poi ancora Secum, arriva sulla ribattuta e porta in vantaggio l'Accademia Trapani. Era stato bravo Zummo a sventare il calcio di rigore, il più lesto di tutti, Najib Secum. La punizione, la rincorsa di Romano, secondo palo, Ricciulli sforbicia verso l'area, Campanella la mette in calcio d'angolo, Maltese per Cerniglia, ora Pellegrino. Pellegrino con questo tiro fiondato, respinge Mistretta, palla che rimane lì, ancora Mistretta sul tiro masticato da Federico, cercato Guaiana, Guaiana poi la gira ancora su Cammareri, cross che arriva in area, la girata di Agnello, blocca Zummo, c'è la punizione di Romano, pallone che spiove in mezzo, colpo di testa, la parata di Mistretta, il calcio d'angolo, se ne occupa Secum, pallone in mezzo Costantino, poi Secum ancora, crossa di prima, pallone messo fuori, tempesta col sinistro, palla alta. C'è la punizione per la Don Carlo Misilmeri, Romano, tocco per Pellegrino, tiro deviato, Mistretta la fa sua, controllo un po' difettoso, poi arriva Miliziano, ingresso in area, Miliziano al limite, Cerniglia cerca luce per il tiro, non la trova, poi gran palla per l'inserimento di Federico che calcia, il salvataggio, anzi no, la palla direttamente fuori. La punizione, Secum, scodella in mezzo, colpo di testa e c'è il raddoppio firmato da Perricone, ma fuori gioco, fuori gioco. La punizione per l'Accademia, fischia l'arbitro, Secum traversa, ma l'ha toccata anche Zummo, quindi calcio d'angolo.
Tadera, il cross, secondo palo, prova ad arrivare Pavisic, anticipo di Perricone, palla per Cerniglia, Cerniglia prova a liberarsi, Romano, zona tiro, ci prova Romano, il settore spinge Matera, gol ma in fuorigioco, fuorigioco. Può salire il capitano dell'Accademia, Cammareri, arriva praticamente in area, ancora Cammareri, calcia Cammareri, palla alta sopra la traversa senza deviazione. Punizione di Zummo, Seccum di testa e l'arbitro fischia alla fine. L'Accademia Trapani espugna il campo della Don Carlo Misilmeri col punteggio di 1-0. Decisivo il gol su calcio di rigore di Seccum. Secondo minuto il Marineo si è portato in vantaggio, ci scusiamo naturalmente per non aver potuto riprendere l'esecuzione del gol di D'Agostino di Peri. Nuies, conclusione, la parata da parte di Fagone che blocca a terra, veramente conclusione di Lovico Mario, tanto tempo dal 2019, quindi diciamo che era un po' impreparato su questo grosso. Intanto il colpo di testa da parte di Suarez, la parata da parte di Passaro, ex San Luca. Beleco prova l'1-2 con Torres, calcio di rigore. Vedete, avessimo il VAR in questo momento abbiamo potuto anche vedere dove è caduto Torres, fischia l'arbitro, parte Arenoso! Che rigore, che trasformazione da parte di Federico Arenoso, aveva anche intuito l'angolo Passaro, ma il rigore era veramente molto potente. Parte Maggio, la palla tagliata che sorvola tutto lo specchio della porta. Palla recuperata da Iantus, verticale a cercare Torres. Torres, attenzione, cartellino rosso, espulso Maggio. Un gratacagio Suarez, sterza, mette il pallone in mezzo a cercare Diallo, la palla passa a Torres! E il Ciacci! Santiago Torres! Il ruggito del Ciacci! 2-1! Parte il cross in mezzo, il pallone passa, Mantegna! Si impone Palma che manda il pallone in calcio d'angolo. Cambio per la super giovane Castelbuono, parte lo Spiovete, il colpo di testa allontanato da Belecco e poi la conclusione provata da Mantegna, palla che si perde sul fondo, il colpo di testa da parte di Loporto. Siamo tornati live intanto per questo secondo tempo della sfida tra Palermo Futsal Club e No Camp Capaci. Subito un cambio dentro Scozzari, fuori Catania. Questo, anzi fuori Billitteri in realtà. Il cambio è questo. Ci andrò intanto sul punto di battuta al posto invece di Vito La Fiura. Intanto si accendono anche le luci, ma arriva anche il nostro cronometro. E dunque 3-0 il risultato. Primo pallone della sfida per i rosanero. Gennaro poi prova lo scarico immediato su Lorenzo Chinnici, il pallone però non è tornato tra i piedi del 10, dunque si riparte dal basso con Giambona che cerca e ottiene il passaggio sul fratello gemello, poi Innusa, Giambona, Lombardo, Giambona, Andrea Giambona che guarda la porta, poi sbaglia il passaggio, Scozzari intercetta molto bene con l'addome e trova anche una buona rimessa laterale. Chinnici su John, Chinnici mette un po' in difficoltà qui Scozzari che prova la giocata molto difficile, non gli riesce. Innusa, Lombardo si aggancia con su John qui. Sempre Lombardo, Giambona va dal fratello, da Guido Giambona.
Adesso Andrea Giambona per Lombardo, le finte, una bocca però ancora una volta. Il solito Chinnici, che è tornato centrale, dunque è uscito Lopez. Giambona prova il tiro addirittura con Perdichizzi che blocca senza problemi e fa subito ripartire Gennaro. L'anticipo di Giambona è ottimo. Adesso è un 4 contro 3. Innusa, ritorna in difesa anche Gennaro. Adesso si è ristabilito un po' la parità numerica. Ziletti. Ora che non c'è il portiere, ora. Pressione alta. Lombardo qui cerca con il mancino un tocco sui compagni. È stata molto intelligente la pressione da parte del Palermo Futsal Club, perché Chinnici è stato tantissimo in pressione, anche perché il portiere non poteva ritoccare nuovamente il pallone e di conseguenza Lombardo ha dovuto gettare via la palla su John per Gennaro che la difende, scarica su Chinnici, scivolata di Lombardo, Innusa, scarica Giambona con la punta, palla che va fuori, però è comunque sempre pericolosa la squadra ospite. Bravo. Perdichizzi va come sempre molto lungo, controllo con il petto di Gennaro, palla che passa su John, si appoggia Lorenzo Chinnici, Scozzari allo spazio, può calciare Scozzari e poi il tiro viene ribattuto da Lombardo. Innusa su John, altissima impressione e commette pure fallo, non è d'accordo qui l'otto rosanero, però il dito di gara era molto vicino. Giambona, Innusa, tocca Chinnici, poi su John ad aiutarlo, sempre Giambona che può allargare il gioco. Chinnici adesso è l'uomo più offensivo, invece Gennaro quello più indietro, quasi un paradosso, e infatti i due ritornano nelle loro posizioni naturali. Dunque rimessa con Scozzari sul punto di battuta, c'è vicino a lui Perdichizzi, ma anche su John invece cerca di andare lontano per Chinnici, aggancio perfetto, Chinnici rientra sul sinistro, Chinnici e poi Ziletti compie un miracolo, ma che palla di Scozzari, sfortunatissimo qui Lorenzo Chinnici. Oh, è nostra. Ma come no? Tua, te l'ho detto. Ragazzi, l'ho indicato, guardate. Sarà rimessa con Scozzari su John allo spazio, può calciare, finta 1-2, Gennaro su John, poi Ziletti se la ritrova anche lei, molto bravo il portiere come sempre a respingere. Intanto Innusa, palla dietro, Giambona, sempre Innusa, poi Chinnici in anticipo, Giambona riesce con un rimpallo a servire comunque Innusa, c'è l'inserimento di Lombardo, lo insegue su John, Innusa con la punta, Giambona imbucata, Giambona prova a rientrare, poi Chinnici non concede nemmeno la rimessa, adesso invece concede il corner, schema Giambona, calcio da fuori, poi il palo a salvare il rosanero con Perdichizzi comunque in posizione. Scozzari cambia tutto molto bene, Chinnici sul secondo palo, però bisogna dire che l'ingresso di Scozzari è un inserimento in campo di livello. Su John c'è Scozzari che dà l'appoggio, lui invece cerca l'inserimento per Gennaro contro due, poco, poi Lombardo tocca su John e Scozzari con Lombardo, ma si continua, però gioco fermo. Scozzari era anche fermo, non ha nemmeno messo la gamba. Lombardo è andato giù, adesso si è rialzato. Sarà rimessa laterale con Scozzari che torna dietro da Chinnici. C'è l'inserimento di Gennaro, lo vede Chinnici, Gennaro lascia scorrere, adesso la difende con la suola. Quando fa questo lavoro è veramente difficile levargli la palla. Ma guarda il tunnel, sbaglia tutto, Giambona scarica dietro male, però Gennaro salta. Qui nettamente il suo diretto avversario, si tratta di Pietro Gagliardi. E dunque calcio di punizione, un ingresso per il 14 negli ultimi istanti. Intanto è rimasto giù Gennaro. Nel frattempo si sta riscaldando Billitteri, potrebbe essere lui il prossimo ad entrare. Vediamo al posto di chi, se al posto di Scozzari o al posto di Su John. Al momento Scozzari sta facendo una grande gara, sarebbe anche un po' un peccato vederlo uscire, però chiaramente anche Su John, insomma, anche un po' difficile per il tecnico rosanero fare dei cambi.
Sujan sul punto di battuta, scarica su Lorenzo Chinnici. Gennaro, poi sbaglia il passaggio perché Giambona l'aveva chiuso molto bene qui. Il tempo continua il riscaldamento. Billitteri ci ha alzato anche la Fiura. Una volta te lo dico. Fatti là subito, non te lo dico più. Fa tempo. Ok? Dietro, 11, dietro. Va Sujan. 2. Gennaro. Gennaro sulla velocità, più veloce. Gennaro calcia con la punta. Male perché comunque era ben defilato. Poi il difensore ha anche chiuso bene in realtà. Non gli ha permesso di concludere con la totale libertà. Poi Scozzari, molto deciso. Che ingresso di Rini Scozzari. Gagliardi trova dietro Giambona. Largo Lombardo, esce su John in pressione. Poi il tunnel su Gennaro. Giambona carica il destro su John, respinge con la gamba. Gennaro la tiene lì, punta. Poi su John va giù, scontro con Lombardo. Ed è anche cartellino giallo per Lombardo. Poi fuori Scozzari, dentro Billitteri. Dura 8 minuti la gara di Scozzari con una grande prestazione. E adesso il quintetto è inedito con Sujon, Chinnici, Billitteri e Gennaro. Vediamo come si comportano questi 5. Con perdighizzi chiaramente tra i pali. Billitteri qui si complica molto la vita con il suo primo pallone nel secondo tempo. Poteva fare anche meglio forse. Giambona allarga benissimo dalle parti del fratello gemello. Sempre Giambona, Andrea Giambona su Guido. Giambona rientra bene sul destro, poi scarica sul fratello che può puntare la difesa. Ancora Giambona, se la scaricano i due. Gagliardi vuole il piede forte. Poi si torna da Lombardo, che al momento è l'unico giocatore ammonito. Billitteri mura la conclusione, si riparte con Sujon, è un 3 contro 2. Sujon cerca la porta. Rientra Giambona, era una superiorità numerica perché c'era Billitteri silenzioso sulla destra e Gennaro sulla sinistra. Sujon invece ha cercato il tiro, però questa volta sbagliando. Sujon, Chinnici, Sujon, Gennaro, è lui l'uomo più difensivo. Billitteri, Chinnici, Gennaro, Billitteri, dialogano molto bene i due. Poi scarica su Sujon, cambia gioco. Chinnici, palla incollata sul mancino, poi scivolata di Lombardo, molto rischiosa, ma si continua. Lombardo, poi Sujon con il fisico, e qui Lombardo e anche già ammonito, un po' rischiando. Così scontri con Sujon, che in realtà già da inizio partita, entrambi chiaramente. Fuori Lombardo, dentro Graziano. Billitteri, Sujon per Gennaro, aggancio perfetto, Gennaro! Cosa ha combinato Gabriele Gennaro? 4-0, che gol ancora! Poi l'abbraccio con tutti i compagni, in sostanza anche di Califfa, a vedere il numero 22. Gabriele Gennaro, 4-0. Visto le urla anche di Peppe Calì, che lo sentite esultare con i compagni per questo risultato 4-0. Ma che gol di Gennaro, mamma mia che gol. Qui tanto Leto è rientrato in campo al posto di Sujon, dunque Leto, Billitteri, Chinnici e Gennaro in campo. Chinnici, cercare Leto, scarica male, poi calcio in porta, Gagliardi. Pedizzi era lì pronto a intervenire, ma non la tocca. È pronto a entrare anche Vito La Fiura. Billitteri cerca lo scambio con Gennaro, palla che però non termina tra i piedi del 22 e dunque si ritorna per il no camp. Giambona scarica sul fratello.
palla a destra, Gagliardi per Graziano, l'anticipo di Chinnici come sempre. Molto attento Lorenzo Chinnici. 4-0 risultato, una partita perfetta al momento per i rosanero, che dalla prossima gara invece potranno riabbracciare nuovamente il proprio tecnico, mister Gentile. Billitteri, grande quel suo lavoro, Leto, guarda la porta, che il secondo palo, sbaglia tutto, poi Billitteri 2 volte, 3 volte, Billitteri, guarda la porta, calcia, Billitteri, a mettersi in proprio, poi si guadagna anche tanti applausi. Giambona guadagna diversi metri davanti, Graziano, poi Giambona la tocca a Gennaro, sempre Graziano, scivola Leto, poi Gagliardi torna ancora una palla in mezzo sul primo palo, ha cercato di anticipare ma sbaglia, poi Graziano prova con la conclusione, strozza un po' troppo, palla fuori per Di Chizzi, lungo per Gennaro, tocco morbido, troppo morbido, ma che palla di Perdichizzi. Graziano, tanto è pronto anche Vito La Fiora proprio per Gennaro. Arriva infatti anche il cambio, fuori Gennaro, dentro La Fiora, applausi per Gennaro. Vito fa su gol, Vito. Per Di Chizzi, La Fiora in mezzo a due, anche con un pizzico di fortuna riesce a scaricare su Billitteri. Poi sbaglia il dribbling. Chinnici lascia scorrere. Per Di Chizzi con tanta personalità, La Fiora. Chinnici, c'è l'inserimento di Leto che lotta ma poi anche un po' sfortunato, ha preso bene posizione. Minuto 43 di gioco, intanto mancano 17 alla fine della partita, manca ancora veramente tanto, però risultato di 4-0 per il rosanero. Giambona, la pressione di Capitan La Fiora, Graziano scarica ma non riesce a passare, Leto perfetto nel suo recupero, Leto va giù, brutto fallo da dietro di Graziano che qui in maniera anche un po' gratuita. Signore, sono due, signore. E calcio di punizione quindi. Fa Chinnici sul punto di battuta, vediamo se ci sarà l'ennesimo schema che il mister Gentile prepara in settimana, quasi come uno stratega. Chinnici sul punto di battuta, c'è a rimorchio Alessio Leto, ma da qui un mancino potrebbe anche cercarla la porta in realtà. Schema, La Fiora non riesce però lo schema probabilmente, poi lo chiederemo meglio magari. Intanto per Di Chizzi, Leto fa il grande lavoro con il tacco, poi La Fiora anticipata da Giambona, la buona qui la giocata dei rosanero. Leto alza per Billitteri, La Fiora, Chinnici per Billitteri l'anticipo, lotta con Giambona, poi Chinnici ancora con il longo penetrato, La Fiora scarica dalle parti di Leto, si torna dietro da Billitteri, c'è largo anche Chinnici ma lui torna da Leto. Buon lavoro, La Fiora, Billitteri, Chinnici, adesso giro palla perfetto di Rosanero, sfida sulla velocità, Giambona lo salta, Chinnici apparecchia per Leto, anticipo di longo, palla in rimessa ancora per Rosanero. Chinnici, La Fiora vince il mismatch fisico con Giambona. Billitteri, buono questo lavoro con la velocità, è molto rapido e lo sa il 4. La Fiora, Chinnici, sempre Billitteri. Minuto 46 adesso. Sì, raga. La Fiora per Chinnici, poi scaricano ancora i due, scambiano anzi i due. Perfetta invece la chiusura di Giambona, che però non riesce a negare la rimessa. Anzi no, rimessa. E infatti rimessa Rosanero, invece no. È nostra tutta la vita. Però innanzitutto ste gambe non urlare.
Poi l'ho visto così. Punto. Nel palese ho visto così. Longo. Giambona, sempre Longo, uno degli ultimi entrati in campo. Ziletti, ha fatto veramente poco nei 4 gol subiti. Forse quello di Chinnici in realtà qualcosa da rivedere. Graziano con l'esterno scarica sul compagno. Giambona, palla in mezzo, ancora a chiudere, poi Chinnici alza per Leto, aggancio tentato ma è anche riuscito. La Fiura la controlla con la coscia, poi va sul destro, la Fiura carica il destro, Ziletti blocca senza problemi. Longo, Giambona si gira molto bene con la suola, vuole sfidare in tackle la Fiura ma non riesce. Giambona, palla imbucata, Chinnici la tocca, poi Billitteri riparte ancora il Palermo. Billitteri molto veloce, Giambona invece non abbocca. Leto, Chinnici, sempre Leto. La Fiura. Lorenzo Chinnici. Leto, sempre per Chinnici, vuole una buona giocata, gli riesce pure. Chinnici scarica, Leto con la punta per la Fiora. Non si sono trovati questa volta i due, però continua il dominio. Minuto 48 intanto. Graziano cambia dalle parti di Giambona, palla imbucata, Billitteri molto utile adesso in questo intercetto. Longo vuole girare con la tecnica ma sbaglia tutto. La Fiura attende l'arrivo di Chinnici, la Fiura per Chinnici è sul destro, nel suo piede, infatti lo sa bene la Fiura che riceve il pallone e si ricomincia con Billitteri. Sfida in dribbling l'avversario, poi imbucata sbagliata di Billitteri, palla che rimane lì. Graziano cerca ancora il pallone di ritorno, palla fuori. Minuto 48 e adesso 4-0. Nel frattempo dentro Luca Vivarelli al posto di Alessio Leto, un ottimo ingresso anche per Leto nel secondo tempo. Veramente difficile trovare un giocatore che oggi non stia giocando bene per il Rosario. Intanto la Fiora la controlla e poi Ziletti supera ancora, non riesce a sbloccarsi quest'oggi Vito la Fiora, ma grande merito del portiere va dato. Longo, Ferrugia, è entrato anche lui adesso. Un po' meno minutaggio oggi per Capitan Ferrugia, lui che invece nella vittoria del campionato contro proprio il Palermo Futsal aveva giocato tanti minuti, anche con grandi qualità. La Fiora. La Fiura la controlla, poi scarica su Vivarelli. Chinnici sbaglia il passaggio, poi la Fiora si accontenta ed è dentro Lopez, fuori Chinnici. Questo è il cambio. Adesso sicuramente ci sarà meno qualità dal punto di vista tecnico, però troviamo in campo un giocatore come Lorenzo Lopez che dal punto di vista difensivo è veramente difficile da saltare. La Fiora, il palo, gol! Anche Vito la Fiora con questo gol esultanza sempre verso la telecamera ed è 5-0. L'assist dovrebbe essere stato di Lopez, quasi a smentire ciò che stavamo dicendo. Manita ancora di Rosanero. Adesso gli applausi di tutta la tifoseria rosanero in settimana. Lorenzo Chinnici, sempre ai microfoni del Palermo Futsal Club, aveva detto l'importanza di questa sfida, che non avrebbe influenzato la sconfitta in campionato. Effettivamente così sembra essere. Vivarelli, buona sua giocata, salta tutti, c'è la Fiore in mezzo, scivolata invece perfetta di Nusa, che è ritornato in campo anche lui dopo un buon primo tempo. Billitteri vuole la porta, ma va troppo. Innusa salta la Fiura, ma non Billitteri. La carica del 4. Ferrugia carica la conclusione, prende in pieno l'altro capitano, la Fiura.
autore del gol del 5-0. Poi Graziano lotta con Lopez, lo sfida sulla tecnica. Lopez però non è d'accordo e infatti gli ruba il pallone. Billitteri va verso il centro del campo rischiando veramente tanto, infatti Longo è riuscito anche a intercettare la sfera. Vivarelli gioca a sinistra adesso, un cambio solitamente, lui gioca a destra, poi palla in mezzo per la Fiora, Ziletti chiude ancora, poi palla che si impenna, Vivarelli, buona qui la sua giocata sul sinistro, può calciare, deviazione di Ferrugia e poi Ziletti supera ancora una volta, Lopez in anticipo, la Fiora al volo e Ziletti se la ritrova lì, ma tanti applausi per questo portiere. Una grande prestazione di Ziletti, che ha veramente pochi colpi su questo risultato, 5 gol presi ma tante parate provvidenziali. Minuto 52 e 30 secondi, manca ancora 7 e 30, Vivarelli col tunnel non è cercato ma comunque è riuscito. Chinnici, palla centrale per Vivarelli, sbaglia tutto, intanto è rientrato in campo anche Chinnici, palla dentro. Perdichizzi blocca serenamente e poi fa ripartire Vivarelli nel 2 contro 2. Vivarelli allarga per la Fiura, chiude invece molto bene Longo. Palla ancora in calcio d'angolo e continua l'assedio rosanero. Minuto 53, la Fiura cerca la porta, chiude Ziletti, poi prova anche una conclusione molto complicata. E rimessa laterale. Ferrugia e poi cartellino giallo molto ingenuo da parte di Chinnici. Questa non è una buona notizia perché era diffidato Lorenzo Chinnici, di conseguenza salterà il prossimo match contro il Club 83 che chiuderà anche la quinta ed ultima giornata della fase gironi. Ferrugia qui sbaglia il passaggio, intanto è rientrato in campo anche Francesco Catania proprio per l'ammonito Lorenzo Chinnici. La Fiura, c'è l'inserimento di Catania, non lo serve. Vivarelli può puntare l'uomo, salta tutti, Vivarelli apparecchia per la Fiura, la controlla, la Fiura calcia. Qui forse di prima avrebbe potuto fare qualcosa in più, Vito La Fiura non se l'è sentita. Palla in rimessa. Longo. Mezza 2, riesce a passare, poi Catania chiude cercando quasi nel suo contrasto un passaggio per la Fiora ma non passa. Innusa, Catania ancora una volta perfetta la sua partita, poi sbaglia il passaggio, Longo e non arriva Perdichizzi sul pallone, fa 5-1 con il sinistro, partita riaperta. Dai, Ciccio, non c'è niente. Non ha potuto fare nulla Perdichizzi che si è ritrovato in controtempo. Qui ingenuità da parte di Catania. Lopez. Catania cambia tutto per Vivarelli, intanto sta per entrare probabilmente anche Gennaro. 1-2 tra Lopez e Vivarelli, non ci arriva però il 7. Poi cercano il dribbling con Longo, che è entrato molto bene in questo secondo tempo. In precedenza aveva trovato una buonissima giocata inserendosi tra due calciatori rosanero, adesso anche il gol. Catania. La Fiura sbaglia il tocco all'indietro, Innusa può puntare Lopez, Innusa vuole il destro, calcia! Palla che viene deviata da Catania e dunque calcio d'angolo. Ferrugia da fuori, Lopez allontana con il piede, poi la tocca e ottiene il passaggio sul compagno, Longo. Ferrugia sbaglia tutto, Catania intercetta, Longo di prima, poi la Fiura va giù ancora l'ex calciatore dello Iato, Catania. Bene, calma. Vivarelli con il sinistro prende Ferrugia in pieno, Perusa non riesce a tenerla in campo.
Sul punto di battuta Luca Vivarelli che cambia tutto dalle parti di Catania con la punta. Non prende bene la palla. Giambona. Ferrugia. Palla di prima, Vivarelli la tocca, la Fiura la può chiudere, la Fiura c'è ancora l'inserimento di Vivarelli, lo osserva adesso Vivarelli con il destro, conferma la sua ottima performance in Coppa Trinacria e fa il gol del 6-1, magia però di Vito La Fiura che fa il quinto assist della sua stagione. Francesco. Grande Vito. Segna anche con il piede non forte, ma parlare di piede debole per Luca Vivarelli è veramente quasi utopia. Calcia bene con entrambi i piedi, destro e sinistro. Intanto dentro Gennaro per Vito La Fiura che lascia dunque il terreno di gioco e probabilmente non entrerà più. Manca veramente pochissimo, lo fa con questo super assist. Ferrugia, Gennaro chiude la linea di passaggio. Ferrugia, Giambona, allarga per Innusa che rientra, Lopez capisce tutto. Adesso vanno aggiornate anche le statistiche perché per Vivarelli sono 6 gol in stagione, 2 in campionato, 4 in Coppa. Catania. Lopez, Vivarelli, palla di ritorno. Giambona con tranquillità ma non riesce quasi a complicarsi la vita perché era in netto vantaggio. Poi un rimpallo non lo stava più favorendo. Giambona allarga sul compagno, Innusa, palla imbucata, Lopez in anticipo, Leto rientra in campo anche lui adesso in questo momento al posto di Vivarelli. Adesso ci sarà spazio anche per Leto per iscriversi al tabellino dei marcatori. Catania lotta in mezzo a 2, poi riesce anche a passare sul compagno, palla però fuori, anche un po' complicato da addomesticare in realtà. Gennaro tocca l'ennesimo palla della sua partita, intercettando il passaggio tentato da Gagliardi. Giambona, c'è largo Ferrugia, non lo serve, va dall'altra parte, Innusa, palla imbucata, chiude ancora Catania, partita perfetta di Catania che può puntare doppio passo da tutti, Catania allarga per Leto e si iscrive al tabellino dei marcatori anche lui, l'avevamo predetto. Del 7-1 esultanza fuori verso la telecamera, poi abbraccio con i compagni, però che palla gli ha dato Francesco Catania che infatti manda anche lui un saluto qui verso la nostra postazione. E 7-1 il risultato adesso. Un super Palermo Futsal Club quest'oggi. Lopez allontana, poi c'è qualche cosa con Giambona, ma nel frattempo va bene così perché finisce la partita. 7-1 il risultato dopo 60 minuti, vince il Palermo Futsal Club e lo fa con una prestazione super quest'oggi. Per esempio qualche piccola scaramuccia nel finale di partita, una gara molto tranquilla, poi rovinata in realtà da quest'ultimo contrasto tra Giambona e Lopez, con il direttore di gara che chiama a sé infatti Giambona. Vediamo quale sarà la decisione. Chiama anche Lopez. Presidente! Direttore di gara adesso. Manfredi! Direttore di gara adesso deve. Vediamo cosa deciderà per quanto riguarda la decisione. Perché Lopez e Giambona sono entrambi, adesso si stanno chiarendo i due. Manfredi! Vediamo quale sarà la scelta da parte di direttore di gara. Nessun cartellino al momento, dunque viene chiusa così, nessun cartellino per entrambi e dunque vince il Palermo Futsal Club, dicevamo, risultato di 7-1 con una grande prestazione. Intanto noi come sempre
Vi ringraziamo per averci tenuto compagnia. Qui da Marco Genduso di Sportisir è tutto. Vi ringrazio e alla prossima.